Il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, risponde alla segnalazione della signora Marisa, una nostra telespettatrice, alla quale il comune ha chiesto 16.000 euro per poter mantenere la concessione della tomba di famiglia. Purtroppo, conferma il primo cittadino, questo è effettivamente il prezzo di una concessione quarantennale per una tomba da 8 posti di quelle dimensioni e parametrato al costo della vita è lo stesso del 1976, quando era stata stipulata la prima concessione, ora scaduta. Abbiamo confrontato anche i costi rispetto al costo della vita del 1976 e non c'è nessuna discrepanza, anzi addirittura costerebbe leggermente di meno rispetto ai vecchi 2,5 milioni di lire pagati per 40 anni nel 1976. Un'altra possibilità però esiste, spiega il sindaco, ed è stata naturalmente proposta alla signora. C'è anche l'alternativa, visto che la tomba fra l'altro è per 8 salme e solo 5 posti sono occupati, c'era la possibilità di far cremare i resti mortali e fra l'altro il costo sarebbe stato a carico del comune, mentre invece la concessione per gli ossarieti sarebbe stata di 1.100 euro per 99 anni anziché 16.000 euro per 40 anni. Il numero dei defunti, come è logico che sia, continua ad aumentare, fa presente Tonon, e lo spazio da loro occupato crea delle difficoltà logistiche che in molti comuni stanno assumendo i contorni di una vera e propria emergenza. A Vittorio Veneto abbiamo 9 cimiteri pubblici, più il cimitero ebraico, più il cimitero gentilizio delle suore cistercensi, ormai sono difficili anche da un punto di vista della gestione, per cui la tendenza ormai conclamata è quella di passare verso la cremazione ove possibile. La tendenza sia legislativa che della Chiesa Cattolica di permettere la cremazione va incontro proprio a queste esigenze, conclude il sindaco. Con questi ossarietti si riducono gli spazi e si continua a garantire il culto dei morti con costi inferiori sia per i cittadini che per il comune. Sono in sostanza delle tombe molto più piccole, quindi con costi assolutamente meno rilevanti, sia per il comune quando appronta il cantiere, sia ovviamente per la concessione di chi chiede di avere questi ossarietti in concessione.